Chiudere tutti i grossi centri migranti del Veneto, dice il presidente Zaia, dopo lo stop a quello di Bagnoli nel Padovano. Il prefetto conferma che Treviso e Oderzo stanno via via esaurendo il loro compito. Maxi sequestro di Prosecco adulterato nelle colline del DOCG da parte del NAS, i controlli ci sono, dice il consorzio di tutela, e questo lo dimostra, attendiamo lo sviluppo delle indagini. 59enne perde il controllo della vettura in A27 e finisce con l'auto in una scarpata per 50 metri, l'uomo vivo per miracolo. Pronto a comprare l'area dell'ex Zanussi per riqualificarla, l'annuncio del sindaco Chies sul buco nero della città, intanto i commercianti tracciano il futuro di Conegliano con proposte e progetti. Inaugurata a Treviso la nuova ala della Casa dei Gelsi, il miglior regalo per festeggiare i 30 anni di attività dell'Advar. Viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, stasera vi mostriamo la scaletta usata dai soldati austriaci per avventurarsi tra i cunicoli ghiacciati della Marmolada. Vassoia in mano e corsa, torna dopo 2 anni la tradizionale gara tra camerieri a Treviso, la prima edizione risale al maggio 1950. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e torniamo a parlare in apertura di hub per la gestione dei migranti, perché dopo la improvvisa chiusura di quello di Bagnoli di Sopra nel Padovano si potrebbero aprire nuovi scenari per quelli di Treviso e Oderzo, come un po' aveva anticipato il prefetto ai nostri microfoni una settimana fa, ma arriva la conferma dopo questa accelerazione da parte del governo e con il presidente del Veneto Zaia che dice la prospettiva è di chiuderli tutti. Centri di accoglienza per migranti, la prospettiva è quella di chiuderli tutti e di fare in modo che gli immigrati siano aiutati a casa loro. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, risponde a chi ipotizza nuove chiusure dopo quella improvvisa dell'hub di Bagnoli di Sopra, che ha sorpreso anche il sindaco del piccolo centro del Padovano. Il ministro è stato molto chiaro, da un lato respingere, aiutare a casa loro gli immigrati e dall'altro chiudere tutto quello che qui abbiamo, ed è esattamente quello che dovrà accadere. È un progetto impegnativo, ma già con questa chiusura dei Bagnoli si dà un bel significato. Partiamo da un presupposto che dei 180.000 arrivi che arrivavano prima di questo governo ogni anno, noi sappiamo che il 93% non sono profughi, sono migranti economici, per cui da lì si parte. Prima vengono i nostri poveri, i nostri cittadini e dopo quelli del resto del mondo. Nella Marca trevigiana, dove già nelle scorse settimane avevano fatto discutere le parole del prefetto Maria Rosaria Laganà, che aveva sottolineato lo svuotamento progressivo di strutture come l'ex caserma Zanusso di Oderzo e l'ex Serena di Dosson, la svolta di Bagnoli apre nuovi scenari. Non si può escludere che, come nel Padovano, arrivi a un certo punto l'input di ripartire i richiedenti asilo rimasti in strutture più piccole e meno impattanti, chiudendo finalmente i grossi centri che tanto malcontento e tante problematiche hanno suscitato. Man mano che le persone escono dai centri non vengono evidentemente rimpiazzate, quindi piano piano si svuoterà tutto. Se poi dovessero arrivare ordini diversi è chiaro che dovremo capire dove mettere le persone che sono ancora nelle due caserme. Ricordiamo che a Bagnoli e a Cona si è creata una situazione di grande criticità che ha affrettato probabilmente l'uscita. Qui per fortuna la situazione non ha avuto quelle problematicità. Se dunque non ci saranno ordini precisi, Treviso e Oderzo concluderanno il loro compito secondo tempi fisiologici. Non essendoci nuovi accessi, noi speriamo che in un tempo, adesso io non so quantificare, ma che si possa praticamente arrivare anche lì pian piano a svuotare tutto. Ed ora i sequestri del NAS nelle 2 cantine della terra del Prosecco tra Refrontolo e Valdobbiadene e appunto il maxi sequestro che ha fatto scalpore. Carabinieri del NAS in 4 cantine della Marca, sequestrati in 2 di esse tra Valdobbiadene e Refrontolo oltre 7.300 ettolitri di Prosecco, 440 ettolitri di mosto in fermentazione destinato a trasformarsi in vino DOCG e poi 2 tonnellate di zucchero di origine straniera e ancora acido tartarico e acido solforico, la cui detenzione è vietata, valore complessivo circa 3 milioni di euro, materiale che non risultava registrato né tracciato. Il vino è stato messo a disposizione dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, che ora prenderà i provvedimenti del caso. Dalla vetrina di un'altra eccellenza veneta, i formaggi, il presidente della Regione Zaia commenta così l'esito dei controlli.
Abbiamo fiducia nella magistratura e in quello che poi ne scaturirà. In questa fase non sarei giustizialista, dico semplicemente che la legge c'è perché sia rispettata. I tentativi di sofisticazione del vino sono stati ammessi dalle due aziende, non due realtà imprenditoriali improvvisate, ma case produttrici note e radicate nel territorio. Se dovessimo fare una valutazione di massa critica, questo potrebbe essere solo un'eccezione, visto e considerato che stiamo parlando della più grande denominazione al mondo, 540 milioni di bottiglie, per cui non è che fa regola uno magari che si è comportato male, però attendiamo la fine, attendiamo di vedere come va a finire questa vicenda. Alle parole di Zaia fa eco una nota del pomeriggio del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene di OCG. La nota dice che è evidente che sul territorio di produzione esiste un sistema efficiente di controlli sul prodotto che garantisce un'attenta tutela verso i consumatori e questi controlli lo dimostrano. Dice ancora il Consorzio, su 181 case spumantistiche e 433 vinificatori che operano sul territorio del Conegliano Valdobbiadene, sono solo 2 le aziende in cui è stata riscontrata l'anomalia da parte degli organi di controllo competenti. È doveroso sottolineare, dice ancora il Consorzio, che la presenza dello zucchero, ad esempio, è una pratica autorizzata dalla legge nella fase di spumantizzazione e soprattutto non è dannosa per la salute del consumatore. Lo stesso equivale per l'acido tartarico. E pertanto, conclude il Consorzio, è doveroso attendere, come diceva peraltro Zaia, lo sviluppo delle indagini al fine di conoscerne esattamente l'esito. Adesso la vicenda di un 59enne davvero miracolato che questa mattina stava percorrendo in direzione Venezia e all'altezza di Villorba ha perso il controllo della vettura. Ebbene, è uscito dalla carreggiata con la sua auto in un tratto senza guardrail ed è finito giù per una scarpata per ben 50 metri, ma il 59enne è riuscito a governare in qualche modo il veicolo, tanto che alla fine di questa corsa davvero incredibile lungo la scarpata è uscito miracolosamente illeso dall'incidente, è tenuto il suo ma soltanto per constatare che non aveva bisogno evidentemente di cure. Adesso in città, nel capoluogo della Marca, per tornare a parlare del teatro comunale, la stagione Salva, ce l'ha annunciato a noi per primi ieri sera in diretta, mentre eravamo in diretta con il Consiglio Comunale di Treviso, il sindaco Mario Conte, ma nonostante la stagione sia salva restano distanti le posizioni tra maggioranza e opposizione su quella che viene ritenuta la soluzione migliore per la struttura e anche per la città. Credo che un percorso come quello che abbiamo deciso di intraprendere all'interno del Teatro Stabile sia la soluzione che dà maggiori garanzie di tenuta nel tempo. Stagione teatrale 2018-2019 salva e prospettive per il futuro finalmente non più incerte. Per il sindaco di Treviso Mario Conte ha questo doppio significato, l'intesa con la regione sul teatro comunale. Il sipario si alzerà il 25 ottobre, come ha annunciato lo stesso sindaco in consiglio comunale, privilegiata dunque la via pubblica rispetto a quella privata. Quest'anno Fondazione porterà avanti la stagione regolarmente, si farà carico dei costi e sarà un anno di transizione che poi porterà proprio a un cambiamento anche di governance del teatro, perché come città di Treviso aderiremo al Teatro Stabile. Stiamo costruendo questo percorso da un punto di vista formale e burocratico, però ormai il traguardo è a pochi metri, ci basta solo tagliarlo. L'ex primo cittadino Giovanni Manildo resta convinto che la strada migliore fosse un'altra. Il fatto che il teatro riparta è sicuramente una notizia importante per la città di Treviso. Penso che la migliore soluzione possibile, abbiamo ancora la possibilità e la strada per poterlo fare, penso che sia quello che veramente il teatro diventi il teatro di tutti e penso che la fondazione di partecipazione sul modello del Consorzio Universo del Basket, sul modello di tante altre cose che funzionano, sia la soluzione veramente ideale. Maggioranza e opposizioni divise sulle sorti del Teatro del Monaco che non sarebbero state discusse e condivise. La nostra proposta, dice Manildo, Conte la conosce, siamo disposti al confronto. Il medesimo appello a giocare tutti dalla stessa parte per il bene della città arriva però dal sindaco. Faccio l'appello alle minoranze di unirsi in questo percorso perché ne va del bene della città e della proposta culturale. Da un annuncio importante a un altro e questa volta parliamo dell'area ex Zanussi a Conegliano.
Una Conegliano attrattiva, accogliente e aggregante. Queste le 3 A che meglio descrivono il centro della Conegliano prossima futura, almeno secondo l'auspicio e i desideri dei commercianti della città del Cima. Il traguardo ideale è fissato al 2030, ma le idee e i progetti non si fanno attendere e già dalla presentazione dei dati dell'indagine condotta su commercianti, residenti e visitatori ne emergono chiari i contorni. Con nuove piazze, nuove viabilità, aree verdi e pedonali. Ma una cosa è certa, riqualificazione significa necessariamente sanare una volta per tutte l'enorme area dell'ex Zanussi, autentica ferita nel tessuto urbano del centro. Prendersi di nuovo, rimpossessarsi di nuovo dell'area Zanussi, che sia a destinazione pubblica, un parco verde, un parco tecnologico, un parco tematico per creare attrattività alla città di Conegliano. E i dati dell'indagine parlano chiaro, il piano di risanamento e recupero della zona deve essere guidato dal Comune, che però non sembra troppo convinto del piano proposto dalla parte privata, non ancora divulgato ma che non si fatica a indovinare forse come troppo invadente. Ed è così che il sindaco Chies rilancia, annunciando la volontà dell'amministrazione di comprare direttamente l'area, per farne un parco verde e un polo tecnologico museale. Riteniamo anche che le esigenze dell'amministrazione debbano portare in una direzione di fruizione totale dell'area Zanussi per quanto riguarda la città, per cui stiamo cercando di capire a livello finanziario come imbastire un progetto che ci permetta di arrivare all'acquisizione. E se in attesa delle verifiche e dei soldi la soluzione all'ex Zanussi non sembra dietro l'angolo, più vicine appaiono altre novità, come la trasformazione in piazza di via Carducci davanti alla stazione, su cui c'è ampio accordo. Piazza che resterà transitabile dalle auto almeno fino a quando non sarà costruito il sottopasso verso via Vespucci. La rivoluzione immaginata dal centro città prevede anche nuovi parcheggi, pedonalizzazione solo proposta di via Mazzini e via Vittorio Veneto e nuova viabilità. Ma qui il sindaco frena gli entusiasmi, occorre prima studiare bene i flussi per non fare clamorosi autogol. Stiamo aspettando i dati finali con simulazioni, quali sono le situazioni migliori che potremo creare una volta aperta la Colombo Est e chiusa piazza Carducci. I carabinieri della compagnia di Palmanova in provincia di Udine hanno sgominato una banda di ladri ritenuti gli autori di numerosi furti in abitazione realizzati nei mesi scorsi nella Bassa Friulana. Si tratta di 3 fratelli, 3 cittadini italiani di etnia rom, di età compresa tra i 40 e i 47 anni, domiciliati a Ponte di Piave e a San Michele al Tagliamento. Sono stati arrestati, le indagini dei militari hanno permesso di addebitare al gruppo una serie di furti commessi tra le province di Udine e Pordenone, alla Tisana, Palmanova, Gonars e Morsano al Tagliamento. Inaugurata oggi a Treviso la nuova ala della Casa dei Gelsi, e quale miglior regalo per festeggiare un traguardo importante per l'Advar. E direi che il territorio di Treviso ha risposto generosamente, direi che si è aperto ampiamente alla solidarietà. Nel giorno della celebrazione dei 30 anni di attività dell'Advar si realizza quello che la presidente Anna Mancini Rizzotti definisce un sogno, l'ampliamento dell'hospice Casa dei Gelsi. Io credo che dobbiamo ringraziare ogni cittadino, dobbiamo ringraziare la comunità che ci ha dato la possibilità di realizzare questo sogno. Con le 6 stanze inaugurate nella nuova ala, la struttura è dotata di 18 camere singole con bagno, dove vi è la possibilità di ospitare un familiare, di arredare la stanza con oggetti propri, di farsi preparare dei pasti personalizzati e di accogliere parenti ed amici in ogni momento senza limite di orario. Qui nella Casa dei Gelsi vengono effettuati circa 250 ricoveri gratuiti all'anno. Nuovi spazi per poter soddisfare le sempre maggiori esigenze del territorio e le aspettative di aiuto alle famiglie. È davvero molto importante per il territorio, per la cittadinanza, perché si aggiungono posti letto, ci saranno gli ambulatori, quindi è davvero una ricchezza per le persone sofferenti del territorio. A tagliare il nastro della nuova casa, insieme al presidente della regione Zaia e al direttore generale dell'ASL 2 Benazzi, c'era anche il sindaco Conte, accompagnato dagli ex Manildo e Gentilini, oltre ai dipendenti e volontari che prestano opera all'interno dell'associazione e dell'hospice. Grazie all'Advar e ai suoi 700 volontari, in 30 anni sono stati 9.000 i nuclei familiari assistiti a domicilio e nell'hospice e 2.500 le famiglie supportate nella elaborazione del lutto. Adesso abbiamo un gioiello in mano, dobbiamo assolutamente, tutti devono sentire la responsabilità
perché questa struttura unica possa funzionare anche nel futuro, cioè continuamente, perché la gestione è impegnativa, quindi abbiamo bisogno che i cittadini, come ci hanno sostenuto prima, continuino a sostenerci anche ora, ne abbiamo ancora più bisogno. Donato dall'ULSS alla Prefettura un defibrillatore nella giornata in cui il SUEM 118 è stato in piazza per illustrare le manovre rianimatorie e l'uso di questo strumento che può davvero fare la differenza. Parliamo intorno a 300-350 persone l'anno in provincia di Treviso che hanno un arresto cardiaco improvviso. E intervenire il prima possibile fa la differenza, ma se questo concetto ormai è risaputo, meno scontato è farsi avanti e metterlo in pratica. Con i continui finanziamenti per l'acquisto di defibrillatori da posizionare nel territorio, la Regione Veneto lancia proprio questo messaggio. Un apparecchio è stato donato dall'ULSS 2 e dal SUEM 118 alla Prefettura di Treviso, che ha apprezzato l'iniziativa. Ci fa capire come la prevenzione sia importante, questo ormai in termini di sanità è dire la carta vincente rispetto agli interventi che si possono fare a posteriori. I defibrillatori sono importanti perché sono uno strumento che consente di far ripartire immediatamente il cuore e che può essere usato da chiunque senza una particolare competenza, perché la macchina è in grado di riconoscere da sola quando è necessaria la scarica. Prevenire è importante soprattutto nella morte improvvisa. Abbiamo in molti casi in Italia 100.000 persone, una persona su 9 dopo i 65 anni rischia questa morte, per cui il fatto di avere la Regione dato di finanziamenti per comprare i defibrillatori e poi darli al territorio è stata veramente una scelta di prevenzione importante. In piazza gli stand del SUEM 118 per l'iniziativa Insieme facciamo battere il cuore. Facciamo un mini corso di come soccorrere i bambini riferito agli adulti, gli facciamo ascoltare 2 telefonate di intervento reale che hanno avuto un esito favorevole, un arresto respiratorio aiutato e salvato addirittura dai genitori a domicilio. Poi le persone si spostano all'interno ed effettuano tutte quelle manovre salvavita, dalla disostruzione, compressioni toraciche nell'arresto cardiaco, eccetera. Dimostrazioni pratiche su manichini delle manovre di rianimazione cardiopolmonare con o senza defibrillatori, perché passi il messaggio che tutti possono metterle in atto e tutti quindi possono salvare una vita. E sempre oggi, sempre a Treviso, la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, quindi volontari in strada, immigrati compresi appunto, per ripulire strade e fossati. Io porto i ragazzi e spero che capiscano, io sono l'insegnante, e spero che capiscano l'importanza della pulizia e della differenziata. Edizione 2018 di Puliamo il Mondo, l'iniziativa promossa in tutta Italia da Lega Ambiente. A Treviso, armati di pettorine, guanti e sacchetti, si sono messi in marcia di buona mattina nella zona di via Pisa. A Sant'Abona, volontari di Italia Nostra, Amici della Bicicletta, Hauser, Treviso Sotterranea e Vivere il Botteniga, ma anche gruppi di studenti per raccogliere rifiuti abbandonati. Una cinquantina le persone coinvolte, anche immigrati. Non è la prima volta che abbiamo attività in cui si integra con altre persone. Anni passati ci sono stati sia ex carcerati che avevano il permesso apposta per uscire con noi, come associazioni di immigrati o profughi che hanno collaborato alla pulizia del territorio in cui vivono. Il risultato è stato ancora una volta significativo, raccolta parecchia immondizia, a dimostrazione che il lavoro da fare in tema di educazione ambientale ce n'è ancora molto. Vari sacchi pieni di sia plastica, vetrolattine che indifferenziato, poi abbiamo trovato anche cose più pericolose come l'amianto, abbiamo trovato dell'Eternit, abbiamo trovato pezzi di fibra di vetro, pneumatici abbandonati, pezzi di ferro, di sedie, di plastica, di tutto. La gente pare che non conosca l'indirizzo del CERD. Di buono c'è invece che anche gli abitanti del quartiere si sono mobilitati e hanno dato il loro contributo. Alcuni residenti sono stati così gentili da metterci a disposizione lo spazio vuoto dei loro cassonetti blu per plastica, vetro, lattine e gialli per la carta. Così dopo, quando abbiamo raccolto e differenziato, li mettiamo dentro e abbiamo poca cosa da portare alla contarina, al card. Lutto a Treviso per la scomparsa di Paolo Buzzavo, morto stamane a 76 anni. Fratello di Giorgio, noto per aver in passato guidato da dirigente molte realtà del gruppo sportivo della Benetton, basket in primis, Paolo Buzzavo era molto conosciuto per la sua attività manageriale, avendo diretto aziende quali la Stefanel e la Iana, oltre che per i suoi trascorsi
nella canottieri Sile e tra i pescatori Sile. L'ultimo saluto mercoledì 3 ottobre alle 10:30 nella sala del Commiato Supremum Vale in via Riccioli a Santa Bona. E adesso le più di 1000 persone che sono scese in strada a Trevignano per una marcia di solidarietà per aiutare la famiglia di 2 bambine malate. Trevignano si è mobilitato per l'aiuto di 2 bambine di 10 e 8 anni colpite da una rara malattia genetica. Grazie all'aiuto concreto di un comitato di volontari di Insieme si può, domenica scorsa il paese è sceso in strada per una manifestazione di solidarietà intitolata Camminata per la vita, al quale hanno partecipato più di 1000 persone. Il ricavato è andato in aiuto alla famiglia delle 2 piccole per riuscire a sostenere le cure onerose che i genitori devono affrontare quotidianamente. Una passeggiata a scopo solidale e volta a raccogliere fondi da destinare alle famiglie di 2 bambine affette da una grave malattia genetica, la SMA. La camminata l'abbiamo intitolata alla memoria di Chiara Morellato, un'altra ragazza che è mancata l'anno scorso e anche lei è affetta da una malattia genetica. Per la stagione invernale l'associazione ha anche altri obiettivi da raggiungere sui temi della disabilità, la prevenzione oncologica, la violenza sulle donne e gli amici a 4 zampe. Il ricavato delle offerte ad ogni evento verrà destinato a situazioni di bisogno nel territorio. La nuova tappa del nostro viaggio della memoria della Grande Guerra arriva dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, il telegiornale di Treviso e allora il viaggio nella memoria della Grande Guerra negli oggetti, il viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, tra i vostri oggetti. Questa sera vi parliamo di una scala davvero particolare. Due funi in acciaio con una serie di pioli in legno e ai capi degli occhielli per attaccarli a degli speroni. Eccola la scaletta della città sotterranea delle Dolomiti, un vero e proprio formicaio sotto le nevi eterne. Questa veniva montata sull'interno delle grotte di ghiaccio. Questa qua è stata recuperata su praticamente sulla zona di Cortina. Questa è stata recuperata su una zona di Cortina, su una soffitta che è stata, diciamo così, pulita. Sicuramente chi l'ha custodito per quasi un secolo voleva non si cancellasse quell'esperienza folle e straordinaria della città del ghiaccio, dimostrazione tangibile della follia di una guerra che spingeva gli uomini in zone impossibili, ma anche del genio che ha permesso di adattarsi ad ogni situazione estrema. E questa immagine con i soldati che trascinano su per la vetta in mezzo alla neve dei cannoni smontati, o quest'altra di un pezzo di artiglieria issato con le funi, ne sono la testimonianza visiva. E se pensate che siano disegni, guardate il pezzo che ancora oggi compone il sacello ai caduti italiani sulla Marmolada. È lo stesso pezzo costruito dalla Skoda. Qui hanno vissuto gli anni della Prima Guerra Mondiale gli austro-tedeschi rappresentati da questi volti. Un vecchio e un giovane Kaiser Jäger, ovvero gli alpini di Franco Giuseppe, soldati tirolesi particolarmente fedeli all'imperatore oltre che esperti di vita in montagna. Eccoli all'inizio di uno dei cunicoli di questa caserma di ghiaccio dove si viveva, si preparavano le armi, difendendosi così dal gelo degli oltre 3000 metri di quota. Nella Marmolada, quando era l'inverno, era meno 30-35, invece sotto il ghiacciaio c'erano dai meno 5 e meno 7, perciò erano una dispersione di 28-30 gradi. Ecco come veniva utilizzata la scaletta dei ghiacciai tra piano e piano, ma anche per la vedetta esterna. Montavano la guardia fuori a meno 35, dopo mezz'ora, perché il cambio veniva dopo mezz'ora, perché se no si restavano là un'ora praticamente si congelavano tutti. Situazioni che oggi consideriamo folli ed estreme, che per questo non vanno dimenticate. Segnalarci i vostri oggetti della Grande Guerra, i contatti come sempre li vedete in sovraimpressione, 340 321 8728 per
SMS WhatsApp oppure treviso@antena3.it per scriverci una mail. Ancora di memoria parliamo, ma memoria ben diversa rispetto alla Grande Guerra, la memoria di una tradizione nata nel 1950 che dopo 2 anni di sospensione ritorna a Treviso domani, la gara dei camerieri. È l'immagine di una Treviso d'altri tempi, con le biciclette col moschito e le prime spider sfreccianti lungo Calmaggiore. È la Treviso dei signori e delle signore, con quel bianco e nero che voleva cancellare il grigio della guerra e dei suoi orrori. Così, in una piazza ripulita e con sfondo un palazzo dei 300 appena ricostruito, sfilano questi giovani con in mano dei vassoi. È la corsa dei camerieri alla sua prima edizione il 1° maggio 1950. E a ricordarla uno di quei giovani di ieri. Una volta il cameriere era un lavoro pesante, oggi come oggi sono cambiate tante cose, è difficile trovare camerieri che viaggiano con un vassoio, con una bottiglia di vino, una bottiglia di acqua minerale, un caffè, un bicchiere di birra eccetera, oggi come oggi è meno forzoso, diciamo. È più disciplinato. Ci vuole forza, ma anche esperienza e un pizzico d'arte, quasi circense, per questi funamboli del vassoio, il cui portamento un tempo era vanto dell'esercizio per cui lavoravano. Perché tra i camerieri c'è sempre stata una certa rivalità, specialmente nei bar di centro. Allora, parliamo di anni che furono, c'era questa sana rivalità tra i camerieri che lavoravano al Biffi, quelli che lavoravano da Beltrame, quelli al 300, eccetera. Per cui si guardavano così, diciamo, io sono più bravo di te. E come facevi a dimostrarlo? Partecipando alla corsa dei camerieri, cercando di battere gli avversari, praticamente quelli che lavoravano a fianco di te, nel negozio, nel bar a fianco di te. Domani alle 11 il via verrà dato dal Battistero del Duomo per un percorso che si snoderà, manco a dirlo, per il Calmaggiore fino alla pescheria. Vincerà chi arriverà primo, ma senza aver versato o peggio perso bicchieri e bevande lungo la strada, per uno spettacolo quasi d'altri tempi di una Treviso forse più povera ma certamente più spensierata. Parteciperà alla corsa. Purtroppo io sono diventato vecchio, devono partecipare i giovani perché adesso camminano ad alta velocità e non ce la fai stare dietro a un giovane, veramente è una cosa spaventosa. La Tiramisù World Cup e Ascotrade insieme agli imprenditori di Pordenone. Ieri la colazione con gli imprenditori di zona all'interno della prima sede friulana della società per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica del gruppo Ascopiave. Insieme al caffè che è stato servito anche il tiramisù nella tipica ricetta di Treviso. La nuova collaborazione, quindi Ascotrade e Tiramisù World Cup, è stata dunque presentata presso il primo negozio di Pordenone della società di Pieve di Soligo, che il prossimo 2 novembre sarà sede di una delle selezioni della rassegna della Treviso World Cup. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona domenica. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo, ma il clima sarà via via più fresco. Nel dettaglio, sul Veneto non cambia di molto la situazione rispetto a ieri, tuttavia il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto in mattinata, ma senza ulteriori conseguenze. Più sole col passare delle ore sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature in calo con minime tra 11 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 21 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà asciutto e senza piogge degne di nota e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con innocui addensamenti sulle aree costiere. Temperature in diminuzione con minime tra 7 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alta pressione a garanzia del bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà coperto al mattino, sui settori meridionali al massimo velato dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 13 gradi,
massime oscillanti invece tra 21 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Bacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.